passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazza, allora dai tutti in piazza. Ma io dico, vabbè che hai poca considerazione nei miei confronti, ma almeno inquadrami che devo fare il lancio della puntata di Tutti in Piazza qui a Tiene. Siamo proprio arrivati nella cittadina in provincia di Vicenza in occasione della sagra, la 53esima edizione del baccalà e della polenta, o meglio, polenta e baccalà per meglio dire. Una tradizione che forse è una tra le più longeve qui nel Veneto, che viene accaparato di diritto ai tienesi, però in realtà c'è già qualcuno che lo vuole copiare. Addirittura si vocifera che oltre i cinesi qualcuno a distanza di qualche chilometro sta cercando di falsificare questa polenta e baccalà. Segui il servizio. Allora, siamo insieme a Manuel Benetti. Ciao Manuel. Ciao a tutti, buona giornata. Presidente della Proloco di Tiene, in occasione ovviamente della 53esima edizione della saga de Poeta e Baccalà, di cui voi caparrate la pretesa di essere stati i creatori. Allora, noi nel 1963 due abitanti tienesi, Busin e Zaltron, hanno creato questa manifestazione. Quindi nel 63 siamo stati i primi nella provincia di Vicenza a ideare questa sagra, insomma, di polenta e baccalà. La particolarità di questo piatto, che poi viene fatto doverosamente con le vostre signore del posto, come viene creato? È un piatto tipico che quando hanno iniziato è molto caratteristico per la città, perché come ripeto dal 63 noi lo facciamo per i cittadini, è molto un piatto popolare, insomma, diciamo per che tradizione. È l'orgoglio di Tiene, sì. E tra l'altro so che avete un libro molto interessante dove potersi documentare. Sì, l'altra sera a Sandrigo hanno presentato insieme all'Umpli, hanno presentato il nuovo libro di baccalà tradizione vicentina e noi siamo stati inseriti come la madre di questo evento. Perfetto, senti Manuel, ma davanti a un piatto del genere, quale tipo di vino possiamo abbinare? Allora, noi abbiamo abbinato il Durello di Cavazza e il Thai sempre di Cavazza. Noi abbiamo fatto questa scelta caratteristica sempre di zona comunque. Poeta, baccalà e Cavazza, questo Sì. Va bene, io ti ringrazio, naturalmente la festa prosegue, quindi buon divertimento. Sì, abbiamo la sagra 2 giorni, oggi e domani, mezzogiorno e sera, dalle 10 alle 10 e lunedì solo da asporto fino alle 2 di pomeriggio. Bene, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Allora, siamo qui nel cuore della cucina insieme a Roberto Domenico. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Allora, complimenti perché ogni anno quando organizzate questo evento avete un richiamo di gente che viene addirittura anche da fuori porta, quindi Certo. dicono che hanno visto anche dei siciliani da queste parti. Sì, anche in cucina ne abbiamo. Sì. Esatto, allora, sì. Qual è la particolarità che rende famoso questo? Romani ieri sera. Esatto, c'erano 4 personaggi da Roma Che hanno visionato, assaporato e hanno portato il benestare loro a Roma. Sì, ma qual è la particolarità di questo piatto? Perché piace così tanto? Poi è un piatto tanto molto saporito, un piatto della vecchia tradizione nostra, che ore e ore di lavoro. Quindi ci vuole tanta passione per poi offrire un piatto che è della tradizione veneta. Sì. Esatto, anche se adesso è ricercato, però una volta era il piatto povero dei contadini e via dicendo. Ecco. Bene, questo è importante. Poi tra l'altro voi fate parte della Proloco, quindi siete tutti uniti qui in cucina tra uomini, donne. C'è qualcuno che dice: ma come mai le signore quando arrivano ai tavoli hanno sempre degli aloni di polenta nel sedere? Come mai? Perché siamo abituati. Abbiamo pochi tropinacci. Va bene, e noi ci crediamo. Bene, io vi ringrazio, vi auguro ovviamente buon continuo della vostra iniziativa. Volete fare un bel saluto? È la sagra più vecchia del Veneto del Polenta Baccalà, da 53 anni, che viene proposta qua a Tiene e via dicendo. Poi, come tutti i buoni prodotti, non vengono copiati solo dai cinesi, manca dai veneti. Anche quelli che abitano magari a qualche chilometro da voi, Esatto, immagino. sì. Vabbè, quello diciamolo e poi non lo diciamo più. Bene, io vi ringrazio, naturalmente 53 anni fa voi non c'eravate perché avrete 20-30 anni massimo, giusto? No, come 31. Eravamo piccoli, ma c'eravamo. E quindi insomma la vivete veramente Certo. con intensità. Grazie e buona festa. Esatto. Dai, facciamo un bel saluto. Arrivederci l'anno prossimo. Arrivederci l'anno prossimo.
Tutti in piazza, questa settimana si è fermato a Settimo Milanese, in occasione di questa bella iniziativa dove vede il centro di questo paese vivo a 360 gradi, con bancarelle, negozi aperti, il trenino che gira, che ti porta dovunque tu voglia andare, ma soprattutto un modo come un altro per aggregare la famiglia in questo weekend. Buongiorno, un saluto e 2 parole di ringraziamento. Il saluto dell'amministrazione comunale di Settimo Milanese, che è orgogliosa di avere ancora il concorso di pittura sul proprio territorio. La 13ª edizione, la 13ª volta che artisti mettono nelle loro opere emozioni e sentimenti. Un ringraziamento particolare alla Proloco, che si è fatta promotrice e organizzatrice di questo importante evento per il nostro territorio, e ai 51 artisti che hanno scelto di aderire a questo concorso. Abbiamo fatto 13. Siamo giunti infatti alla 13ª edizione del concorso nazionale di pittura organizzato dalla Proloco di Settimo Milanese. Anche quest'anno ben 51 artisti hanno partecipato alla nostra iniziativa con opere realizzate con le più svariate tecniche pittoriche. Un grande ringraziamento a tutti coloro che ci hanno sostenuto e in particolar modo al Comune di Settimo Milanese, che da sempre concede il proprio patrocinio a questa iniziativa. Volare in mongolfiera non è solo volare, ma sognare nel silenzio della natura, lasciandosi trasportare dolcemente dal vento, in una poesia unica nel tempo, nel rispetto della natura, adatto a grandi e piccini. Questo tuo sogno ora lo puoi realizzare all'aeroporto di Thiene o visita il nostro sito volaremongolfiera.it. Resistenza, forza, agilità, condivisione, lavoro in gruppo. Tutto questo è CrossFit, lo sport del fitness, adatto a tutti e a qualsiasi età, grazie a vari livelli di allenamento. Venite a provare. Spaccio Brazzale, latte, burro, formaggi di nostra produzione e molti altri prodotti selezionati. Ci trovi a Zenè, Vicenza, in via Palladio 14. A Thiene, Autofficina Carlo Service, assistenza multimarca, autofficina, elettrauto, autorizzato Alfa Romeo, manutenzione, diagnosi computerizzate, autosostitutiva. Visita il nostro sito. A Padova, Conad, dal 30 ottobre all'11 settembre 2018, imperdibile collezione Borbonese. Ogni 15 euro di spesa, un bollino. Con più bollini vinci l'imperdibile collezione per l'ambiente letto. A Thiene, Farmacia Cinzano la Madonna, 7 secoli di storia, una famiglia che da 200 anni si tramanda una missione, la tua salute e il tuo benessere. Scopri i nostri servizi, prenotazioni, visite specialistiche, esami diagnostici, elettrocardiogramma, telemedicina e trattamenti estetici nella nostra spa. Finotto Gomme, tutte le soluzioni per la tranquillità al volante con professionalità e qualità, affidandosi ai migliori esperti. Ci trovate a San Donà di Piave. Visita il nostro sito. A Thiene, Villa Fabris, in un complesso architettonico settecentesco, è il luogo ideale dove vivere i tuoi momenti più magici. Matrimoni civili autorizzati dal comune, ricevimenti, serate di galà. Inoltre, la Fondazione Villa Fabris verte nel valorizzare la creatività come strumento di crescita nel mondo della conservazione e dell'artigianato. Un centro europeo per i mestieri del patrimonio.
Nuova Farmacia dei Colli e la nuova farmacia aperta a Torreglia. Da noi trovi non solo medicinali, ma anche integratori e linee cosmetiche di eccellente qualità per la pelle, per la salute e il benessere di tutta la famiglia. Immaginate un termoarredo personalizzato che scalda la stanza in maniera efficiente, creando un ambiente confortevole e di alto prestigio. Questa è Thermo Crystal Color, la nuova generazione di radiatori in vetro, completamente made in Italy, facile da installare su qualsiasi impianto, oggetto di design per arredare tutti gli ambienti, rendendo unica la tua casa. Stamattina profumo di festa, apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci